Anna, Daniele e Diletta saranno sepolti nel cimitero di Torreselle dove risiedevano. Saranno tumulati a terra, singolarmente, nel cimitero della frazione di Isola Vicentina, contrariamente alla volontà espressa da Gianni Minati, il papà di Daniele, che invece chiedeva fossero sepolti tutti insieme, come erano vissuti e come tragicamente erano scomparsi nel drammatico incidente di Bologna. A comunicarlo è Francesco Gonzo, il sindaco di Isola, che assieme ai colleghi di Schio di Sovizio si stanno organizzando per i funerali in accordo con le rispettive famiglie delle vittime. Al momento manca ancora l'autorizzazione alla celebrazione funebre. La Procura di Bologna non ha ancora rilasciato il nulla osta, lo si attende domani presumibilmente. Non è ancora chiarito nemmeno il luogo dove potrebbe essere celebrato il rito. Potrebbe essere nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, ad Isola o addirittura nel palazzetto dello sport di Schio, visto la probabile grande affluenza prevista. Alla veglia di ieri ad Isola erano presenti almeno 500 persone. È sgomento anche Sovizio, dove Daniele Minati era nato e dove i genitori Angelina e Gianni ancora risiedono, in questo condominio, oggi comprensibilmente vuoto e silente. Essendo del posto ho reagito, chiaramente sono stato sbalordito perché è una cosa talmente grossa, tra l'altro, che non si può restare indifferenti. Mi dispiace, non ho neanche il coraggio di andare a trovarli perché è veramente una cosa brutta assai. Non ci sono parole proprio perché è stata una cosa veramente grave e certe persone dovrebbero anche stare attenti nel guidare, perché senz'altro per aver tamponato deve avere, come si dice, deve avere fatto qualcosa da non vedere la macchina davanti, insomma, ecco, tutto lì.